Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa mattina la Sicilia orientale si è svegliata avvolta da una fitta nebbia creata dal fenomeno della cosiddetta lupa di mare. Una nebbia così fitta da costringere l'aeroporto di Catania a dirottare 8 voli in arrivo in altri 2 scali, 5 a Comiso e 3 a Palermo. Il cambio della sede di atterraggio sta creando inevitabili ritardi anche nelle partenze. Problemi anche in mare, dove la Capitaneria di Porto di Siracusa ha dovuto soccorrere 2 diportisti che a causa delle scarse condizioni di visibilità non erano più in grado di tornare in porto. Un lavoratore è rimasto ferito per l'incendio di ieri sera nell'impianto 1000 della raffineria ISAB Sud nella zona industriale di Siracusa. I vigili del fuoco di Priolo Gargallo sono intervenuti insieme alle squadre aziendali e hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'impianto. Il lavoratore è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. I medici poi, per le ustioni riportate dall'uomo, hanno deciso di trasferirlo con l'isoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. I vigili del fuoco hanno effettuato dei rilievi per cercare di capire le cause dell'incendio. La polizia di Acireale nel Catanese ha arrestato un uomo di 46 anni per aver commesso una rapina pluriaggravata in una farmacia della città. Dopo la segnalazione arrivata al numero di emergenza, gli agenti, grazie alla descrizione fatta dai testimoni, sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore, che è risultato essere un pluripregiudicato. Una volta raggiunta l'abitazione dell'uomo, la polizia lo ha perquisito, trovandolo in possesso di 2 pistole giocattolo senza il tappo rosso e con circa 400 euro in contanti di diverso taglio, che aveva nella tasca insieme a 2 scontrini POS della farmacia appena rapinata. ANCE Catania, organizzazione dedicata a promuovere lo sviluppo e il progresso dell'edilizia nella regione etnea, ha firmato un protocollo d'intesa con il gruppo no profit Fondazione Sport City. L'obiettivo di questa collaborazione è quello di creare aree nei quartieri che siano funzionali, sportive e sociali, rendendole più accoglienti per l'interazione sociale. La speranza, spiegano i vertici delle associazioni, è che trasformando queste aree in spazi dinamici e adatti per l'attività fisica si possa rivitalizzare i quartieri più disagiati e promuovere lo sviluppo della comunità. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col DG Flash alle ore 18.